Primo giorno di saldi ed è subito assalto all'outlet di Noventa di Piave, lunghe code in entrata e in uscita. Stiamo andando a casa, non abbiamo trovato niente. Niente? Troppa gente, sì, è il giorno sbagliato, verremo da qui 4-5 giorni. Stiamo cercando di andare a casa in questo momento, abbiamo già fatto quello che dovevamo fare, praticamente si va a casa. Ma siete riusciti a comprare? Da stamattina alle 9, sì, siamo riusciti a comprare. Macchine parcheggiate ovunque, sull'erba, lungo la strada, nelle vie del paese, un centinaio le multe elevate dalla mattinata dai vigili urbani, un fiume di persone che a piedi cerca di arrivare ad uno degli ingressi. Abbiamo fatto un po' di shopping, c'è un mucchio di gente, abbiamo preso un po' di robe. Ma da che ora siete qua? Più o meno dalle 10:30. E come sta andando? Pieno di gente. Ma offerte buone? Offerte buone. Conviene sì. Allora? Sì e no, dipende cosa cerca uno. Nel pomeriggio in supporto è arrivata anche la protezione civile. Se l'auto dei centri commerciali sono stati presi d'assalto, anche i negozi dei centri storici non sono da meno. Piazza Ferretto a Mestre si è animata in tarda mattinata con gente curiosa e molti che acquistano, speranzosi negozianti che confidano in questo periodo per maggiori incassi dopo un Natale difficile. Speriamo bene, cosa dobbiamo dire? Speriamo, dai, qualcuno ha aspettato, per cui... Vedo che ha già fatto qualche acquisto. Qualcosina, sì, li ho fatto e ho trovato bene anche comunque. Quindi saldi convenienti? Sì, quest'anno penso proprio di sì. A Treviso, in Calmaggiore, il salotto buono della città, la gente è arrivata presto a caccia della buona occasione. Aspettiamo che ci sia, non dico una corsa, però sicuramente una ripresa. Acquisti attenti e con le idee chiare per i trevigiani che hanno approfittato della giornata di sole e dei saldi per riversarsi in centro. Oggi è il giorno migliore, siamo arrivati alle 9 per vedere cosa c'era di occasione, abbiamo preso qualcosa al 50, qualcosa ancora al 30, le cose al 30 le lasciamo là. Non da meno è stata Padova, dove le piazze sono state invase dai padovani e non solo per l'acquisto di fine stagione. Un'occhiata ai prezzi e alle vetrine per un veloce confronto, ma alla fine qualcosa si compra, anche se tra uomini e donne il modo di acquistare è diverso. Gli uomini di solito acquistano così subito, entrano in un negozio, non hanno la tendenza a girare più negozi, invece le donne, noi donne in particolare, dobbiamo valutare.